Morti e dispersi in Francia e Germania per un'eccezionale ondata di maltempo. A Parigi chiusi gli aeroporti. In Italia il vento abbatte alberi, linee elettriche e telefoniche, autostrade bloccate. I pirati dell'aria continuano la drammatica trattativa, tra gli ostaggi una giovane italiana. La prima giornata dei pellegrini a Roma in visita ai luoghi santi del Giubileo. Buonasera dal telegiornale 3. Non si placa l'ondata di maltempo che sta investendo l'Europa nord-occidentale, una bufera, soprattutto una tempesta di vento che ha sconvolto Parigi, soprattutto con questa fine del millennio ha portato purtroppo decine di morti e feriti proprio a causa delle incredibili raffiche di vento che hanno paralizzato quasi completamente Parigi. L'ondata di maltempo, un uragano battezzato in Germania col nome di Lothar, ha colpito prima la Francia e poi si è spostata in poche ore su Germania e Ungheria, Belgio e Austria. 12 morti in Svizzera, 10 schiacciati da alberi sradicati dal vento. Raffiche che hanno soffiato a 110 km/h, affondato centinaia di imbarcazioni nei laghi e causato nella Svizzera centrale altre 2 vittime giovanissime di 13 e 18 anni. La cabina della funivia su cui si trovavano è stata sganciata da un albero che è piombato sui cavi abbattuto dal vento. Feriti in modo grave altri 3 passeggeri. Emergenza anche in Belgio, dove nelle Fiandre sono stati istituiti centri di crisi. Alcuni corsi d'acqua hanno già cominciato a tracimare e i pompieri hanno compiuto centinaia di interventi per liberare strade e cantine allagate. Almeno una decina i morti in Germania, ma la situazione più grave si è avuta in Francia, attraversata dal tornado da ovest a est. Una trentina i morti e decine i feriti, fra cui un gruppo di turisti in visita a Euro Disney, colpiti da tronchi d'alberi abbattuti dal vento. Chiusi a Parigi Tuileries e Champs-Élysées a causa del vento. Raffiche così forti che hanno spostato gru che hanno abbattuto palazzi e proiettato in aria un aereo da turismo fermo a terra in un hangar. E della gravissima situazione di Parigi torneremo a parlare nel nostro approfondimento subito dopo le cronache regionali in diretta appunto da Parigi. Ma veniamo in Italia dove la situazione è difficilissima, vediamo. Al nord neve anche a bassa quota, nebbia e soprattutto ghiaccio a insidiare il traffico su strade e autostrade. Al centro forti raffiche di vento che in alcuni casi hanno raggiunto i 150 km/h. Mezza Italia è stata alle prese col maltempo in questa giornata di festa e tradizionalmente di partenze. La situazione più critica si è registrata nel pomeriggio in Emilia-Romagna, dove le raffiche di vento hanno scoperchiato tetti, abbattuto alberi e linee elettriche, nonché interrotto per un paio d'ore i collegamenti ferroviari tra Bologna e Rimini. Stessa situazione in Toscana, dove sono stati sospesi i traghetti con la Corsica, ma anche in Umbria e nelle Marche, dove il vento non ha risparmiato i villaggi dei terremotati. Nei container sembrava di ballare, ha raccontato qualcuno. Grande spavento anche ad Ascoli Piceno, dove una bambina è rimasta ferita dal crollo di un cornicione, e in Valle d'Aosta, dove sempre il vento ha bloccato una funivia piena di sciatori rimasti sospesi in aria per alcune ore. Chiusa l'autostrada tra L'Aquila e Teramo. Traffico in tilt, questa volta per neve, anche sulla Vicenza-Belluno, dove si sono formate colonne di auto lunghe sino a 15 km. In mattinata le autostrade che collegano Torino ad Aosta e Bardonecchia erano state invece chiuse per il ghiaccio, che in Lombardia ha provocato diversi incidenti, anche mortali. È una vera e propria odissea del terrore, stanno vivendo gli ostaggi che sono ancora a bordo dell'aereo sequestrato dai terroristi islamici e che è in un aeroporto dell'Afghanistan. L'aereo deve decollare, ha detto il ministro degli esteri dei talebani, gli estremisti islamici che controllano 2/3 dell'Afghanistan. Ma per dove? I talebani non lo dicono e accusano India e Nazioni Unite di non aver voluto portare avanti la trattativa con i 5 dirottatori. Proprio a Kandahar, dove staziona l'aereo, i talebani ospitano il miliardario Osama Bin Laden, il terrorista numero 1 per l'FBI. E con Bin Laden avrebbe legami uno degli 8 uomini, dei quali i dirottatori chiedono la liberazione dalle carceri indiane. Il suo nome, Maulana Masood Azhar, un religioso pakistano di 31 anni, detenuto in India per la sua lotta a favore dell'indipendenza del Kashmir, la regione contesa da decenni tra India e Pakistan. Se l'India non cede, i dirottatori minacciano una strage. Ma Nuova Delhi risponde di non essere abituata a trattare con i terroristi e non intende cedere al ricatto. Il mediatore dell'ONU ha detto che le Nazioni Unite non possono fare da mediatore in una crisi del genere e se n'è tornato in Pakistan.
La Russia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza, ma i diplomatici del Palazzo di Vetro di New York hanno risposto che fino a lunedì non se ne parla. In Cecenia le truppe filorusse hanno conquistato parte del centro di Grozny. I guerriglieri mantengono il controllo della città e non intendono cedere. Il grosso delle truppe russe resta fuori, nonostante il massiccio appoggio fornito dall'aviazione e l'artiglieria pesante. Si combatte quasi casa per casa alla periferia nord, ovest e est della capitale cecena. Il Cremlino parla di offensiva finale e il comandante delle milizie di volontari ceceni fedeli alla Russia promette che la bandiera di Mosca tornerà a sventolare prima che scocchi il 2000. E si è conclusa la visita di 3 giorni del Presidente del Consiglio D'Alema in Terra Santa. Stamane ha incontrato il primo ministro israeliano Barak, concordando sull'opportunità che l'Europa svolga un ruolo più attivo nel processo di pace in Medio Oriente. D'Alema, parlando ai giornalisti italiani, è poi tornato sulla situazione della crisi. Non si è trattato di un semplice rimpasto, ha spiegato il Presidente del Consiglio, perché sono cambiate le basi politiche della maggioranza. Poi, in vista della futura azione di governo, ha aggiunto: non mi nascondo le difficoltà, ma per l'Italia comincia un periodo che può essere di crescita. E appello del Papa stamattina all'Angelus a difesa della famiglia. È stato il primo Angelus del Giubileo. Giovanni Paolo II ha detto che la famiglia richiede una speciale tutela da parte dei legislatori. Per famiglia, ha precisato, si intende l'unione di un uomo e di una donna e la presenza di entrambi i genitori deve essere assicurata ad ogni bambino. E oggi, come vedete, tantissimi pellegrini ancora a Roma e oggi è stato il primo giorno di vero Giubileo da parte dei pellegrini. Inizio positivo per il Giubileo a Roma. Il primo importante appuntamento con i pellegrini, l'apertura della Porta Santa in San Pietro, si è svolto in modo tranquillo e ordinato. Tutte le strutture organizzative, dal coordinamento alle strutture sanitarie ai volontari, hanno funzionato senza problemi. In migliaia stamane sono tornati a San Pietro per varcare la Porta Santa per un rapido passaggio. E folla anche alla cattedrale di Roma, San Giovanni. Italiani, in gran parte romani, ma anche tanti stranieri provenienti da ogni parte, a Roma per un evento religioso irripetibile. Si sente che partecipi a qualcosa storica, no? Ma quella è la prima cosa, poi c'è il lato spirituale. Per tutti l'emozione di essere presenti ad un evento importante dal punto di vista storico, ad una testimonianza di fede che si intreccia con la fine del millennio. Un aereo per il trasporto di paracadutisti è caduto questa mattina in provincia di Torino. I 2 piloti sono morti mentre si sono salvati 4 paracadutisti che si trovavano a bordo e che si stavano preparando al lancio. Secondo il racconto dei paracadutisti, 2 dei quali feriti lievemente, una forte turbolenza ha investito l'aereo. Il velivolo è caduto in picchiata e la velocità l'ha spezzato in 2. I 4 paracadutisti si sono trovati così nel vuoto e soltanto i paracadute gli hanno salvato la vita, mentre i 2 piloti sono rimasti intrappolati ai comandi. Ed è finita in tragedia la crociera di una barca a vela italiana, la Vale Ade, partita dall'Argentario il 3 ottobre scorso e diretta in Martinica. 3 delle 5 persone a bordo sono disperse nel mare al largo delle Canarie. La notte scorsa un'ondata ha rotto il timone della barca e è stato lanciato l'SOS e un mercantile si è avvicinato per raccogliere i naufraghi, ma quando la nave si è avvicinata la barca si è fracassata. Uno dei velisti è riuscito a salire a bordo del mercantile, un altro è stato recuperato da un'altra nave, mentre altri 3 sono stati inghiottiti dalle onde. E 15 persone sono morte in Liguria dalla vigilia di Natale ad oggi, ed in diversi casi si tratta di persone anziane che hanno avvertito malori dopo aver partecipato ai festeggiamenti natalizi. Su 150 chiamate al centralino del 118 a Genova, gran parte sono arrivate tra le 14 e le 18 e secondo i medici in molti casi sarebbe stata proprio la tavola molto ricca l'elemento che ha determinato malesseri, soprattutto in persone che avevano già problemi di salute e in particolare in alcuni diabetici. Ecco, vedo inquadrato Paolo Aleotti che è a New York. Da New York parliamo invece di uomini che hanno fatto la storia di questo millennio, è così? È così, anche se oggi Santo Stefano è stata fondamentalmente una giornata di riposo e di riflessioni per gli astronauti della Discovery dopo il successo della loro missione che ha avuto il suo apice ieri, giorno di Natale. Ecco, sarai a casa per Natale, così stamattina si sono svegliati gli astronauti al suono della voce di Bing Crosby, arriveranno invece 2 giorni dopo, cioè domani, rientro comunque anticipato sul previsto per non scontrarsi con il Millennium Bug, ma la coscienza è a posto dopo essere stato riparato durante 3 giorni di intenso lavoro. Hubble, il telescopio miliardario, è stato gentilmente rilasciato nello spazio dalla sofisticata officina siderale che era giunto in soccorso con materiali del valore di 140 miliardi circa.
Dalle parole degli astronauti li vedete vestiti da Babbo Natale, le speranze per il futuro personale e nello spazio, una parola d'ordine comunque comune: cautela per il nostro pianeta che visto da lassù appare, così come dice uno di loro, molto bello e molto fragile. E sicuramente chi ha contribuito in questo secolo più di ogni altro a far diventare la Terra così bella è senz'altro Albert Einstein. Il giudizio è della rivista Time, che ha organizzato un vero e proprio concorso tra i lettori per decidere chi sia stato il big del Novecento. Al secondo e al terzo posto Franklin Delano Roosevelt e il Mahatma Gandhi, ma nessuno più di Einstein. Questa è la decisione finale, ha regalato tanto progresso alla scienza. Il suo capolavoro, la teoria della relatività, capace di congiungere magistralmente analisi e intuizione. Alla fragilità invece cui accennava l'astronauta della Discovery provvede sicuramente ogni giorno ciascuno di noi, ma come si dice d'altra parte non tutti sono Einstein, e ti restituisco la linea. Grazie Aleotti, e noi chiudiamo questo nostro telegiornale, questa prima parte del nostro telegiornale, prima di dare la linea alla cronaca italiana con le nostre regioni, affrontando un tema difficile soprattutto in questi giorni e cercando di aiutare in qualche modo, anche con la nostra informazione, chi lotta per il posto di lavoro. Da 10 giorni a turno si sono incatenati gli operai davanti ai cancelli dello stabilimento per elevare più forte la loro protesta contro una decisione che li colpisce direttamente, privandoli del lavoro. Siamo qui per condividere un momento difficile della storia di questa nostra gente e per cercare di compiere fino in fondo la nostra parte al fine di trovare delle vie che consentano di riaprire un tavolo di lavoro. Il vescovo di Latina, Monsignor Giuseppe Petrocchi, ha voluto celebrare la Santa Messa davanti alla fabbrica Goodyear, che chiuderà fra un mese. E ora la linea va per la cronaca dell'Italia alle nostre sedi regionali. Noi torneremo subito dopo per parlare ancora del maltempo a Parigi.